Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Parliamo quest'oggi di turismo, ma di opportunità occupazionali nel settore turistico, soprattutto formative. Ci sono tantissime persone che sono rimaste a casa, giovani che termineranno il corso di studi, l'hanno già terminato, cercano degli sbocchi professionali molto interessanti. Il nostro territorio regionale ha questa propensione particolare, ha un PIL di tutto rispetto, anzi quello che regge il PIL nazionale, e quindi il turismo deve necessariamente essere sempre più uno sbocco privilegiato. Bisognerebbe incentivarlo notevolmente, bisognerebbe prendere provvedimenti anche di carattere economico, governativo, insomma tanto ci sarebbe da fare. Intanto però tanto stanno cercando di fare gli addetti ai lavori, gli operatori del settore. Noi in collaborazione con Confcommercio Venezia, Venezia Opportunità, che è della Camera di Commercio di Venezia, parliamo con i nostri esperti e vediamo di darvi delle occasioni, degli spunti per chi è già in pensione può trasmetterlo eventualmente ai propri nipoti o ai propri figli. Effettivamente sappiamo, tanti di voi ci scrivono che cercano delle occasioni, cercano delle idee, delle opportunità che vengano dal territorio senza necessariamente doversi staccare, e vediamo che cosa si sta muovendo, come sta andando anche il settore, e ne parliamo con concretezza con chi ci lavora dentro. Quindi ben arrivato, ben ritornato Francesco Antonic, vice direttore Confcommercio, grazie di essere qui con noi. Ennio Gallo, vicepresidente Confcommercio Unione Venezia, grazie di essere qui con noi. E poi naturalmente Piera Fazzini per la formazione, e quindi qui parleremo in modo particolare di Ter Servizi. Sì, esatto. Vedremo di che cosa si tratta e vi illustreremo anche qualche progettino molto interessante, sì, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, quindi dalla Regione Veneto. Inquadriamo un po' la situazione. Il turismo è uno dei settori sicuramente in più rapida evoluzione. È un'evoluzione che però necessita anche di risorse umane sempre più evolute rispetto al passato. Il turismo che viviamo nelle nostre città, nel nostro territorio, parlo per Venezia sicuramente la parte delle città storiche, ma anche tutta l'area dei lidi, dell'area balneare, non è più il turismo di 15-20 anni fa, e non solo per la tipologia di turisti e per i paesi dai quali provengono, ma anche per le esigenze, per le necessità che il turista di adesso pone al territorio, quindi non più solo all'albergo piuttosto che alla struttura ricettiva, ma direi proprio al territorio. Per fare questo occorre assolutamente che ci siano delle figure professionali che vengono sicuramente dalla storia di questo settore, figure professionali anche tradizionali, che però devono interpretare ed essere pronte a interpretare le esigenze appunto nuove del turismo, ed essere anche in grado di soddisfare le aspettative di questo nuovo profilo dei nostri ospiti. Quindi è cambiato il modo di fare turismo, ma sono cambiate anche le aspettative dei turisti, quindi bisognerebbe che cambiasse il modo di presentare l'offerta turistica da parte degli addetti ai lavori. Certo. Magari possono avere anche una certa età, essere abituati in un certo modo. Certo, su questo devo dire che però un percorso già iniziato da tempo da parte dei nostri albergatori, i nostri ristoratori, di tutto il settore, che è una filiera piuttosto complessa e variegata, e che nel nostro territorio, nel veneziano e nel Veneto ovviamente ha sicuramente una grande storia, ma anche una grande storia di innovazione continua. Però mai come adesso sente la necessità di fare anche dei salti qualitativi, perché inevitabilmente, come tutti i settori economici, la globalizzazione e la velocità dei cambiamenti, anche tecnologica, incalza, e le aspettative sono le più varie e soprattutto cambiano a volte di stagione in stagione. E proprio per questo occorre non solo imparare una professionalità, ma occorre anche che i nostri professionisti del turismo apprendano proprio la capacità, il metodo per saper cambiare nel corso degli anni, nel corso delle varie stagioni del turismo.
Non è facile, Non è facile, ma è molto interessante. Assolutamente. Un po' la politica che adotta Confcommercio, l'associazione in generale, nel settore turistico abbiamo visto questo approccio comunque di spronare anche, no, gli iscritti, chi magari è ancora reticente o chi vuole insomma, cercare di portare avanti un certo tipo di azioni. E in generale come vi ponete in questo momento di crisi? Se poi le chiedo naturalmente per il turismo da voi nel territorio c'è crisi rispetto ad altri settori, ad altri ambiti oppure no? Allora, la crisi tocca tutti i settori e non può non toccare anche il settore del turismo. Diciamo che c'è un combinato disposto, diciamo, tra i prezzi che sono scesi negli ultimi anni e un calo che c'è stato generalizzato della clientela. La clientela si è modificata nel tempo, quindi il mondo imprenditoriale sta adeguando le strutture a quelle che sono le esigenze dei nuovi mercati, ovviamente va dal Giappone che è quello più tradizionale, ma alla Cina, alla Russia e a tutti quei mercati che si stanno affacciando e che promettono, diciamo, perché hanno un trend di crescita interna del PIL che è superiore a quello europeo. Quindi come imprenditori, come piccoli imprenditori o come imprenditori del settore, ovviamente le strutture si vanno adeguate. Alle strutture però va adeguato anche coloro che lavorano all'interno della struttura, coloro che hanno l'approccio con il cliente. Il cliente giapponese ha una ritualità diversa dal cliente russo o dal cliente europeo. Quindi la formazione che noi proponiamo e che cerchiamo ovviamente di suggerire per coloro che operano nelle nostre strutture è proprio quella di conoscenza di mercati dove si tende a riposizionare la struttura o dove si tende avere o aggredire la clientela. Quindi diciamo che è un mix di cose che va dall'adeguamento della struttura alla formazione del personale e questo è sempre più importante perché va adeguata tutta la filiera da parte della struttura alberghiera e non solo alberghiera, parte dalla ristorazione ovviamente e si arriva alla ospitalità vera e propria che è diciamo così la stanza d'albergo. Quindi tutto questo noi ovviamente all'interno della Confcommercio e nel mondo imprenditoriale lo abbiamo metabolizzato e cerchiamo ovviamente di trasmetterlo ai nostri associati, al mondo delle imprese. Ci sono le nostre associazioni che hanno fatto degli studi su quelle che sono le preferenze degli ospiti che provengono da questi paesi, proprio per, diciamo così, formare la classe imprenditoriale che deve essere sempre più sensibile a quello che sono le esigenze, certo. Le esigenze della clientela ovviamente. Cioè si riesce nel breve periodo, visto che i cambiamenti sono rapidissimi, perché vediamo di anno in anno che ci sono esigenze diverse, a sopperire a quelle che sono le aspettative o ci facciamo soppiantare da altri paesi limitrofi? Perché abbiamo cioè diciamo che poi l'area del veneziano ha dei punti di forza che altri territori magari non hanno, non subisce il discorso della stagionalità. Adesso abbiamo le notizie che vengono dalle zone di montagna che stanno nuovamente piangendo per adesso un eccesso opposto di neve, però lì la stagionalità effettivamente è molto molto determinante. Com'è il territorio? Ecco, lei ha posto una domanda che è molto, molto complessa, cioè quindi lei dice, riusciamo noi a portare, ad aggredire questi paesi e a portarli in Italia? La classe imprenditoriale si è adeguata? Esatto. Allora, partiamo da un principio che chi non si adegua va fuori mercato, quindi l'hotel e la ristorazione che non si adegua non porta clienti di questo mercato. Ma qui io rovescio la domanda e dico, il sistema paese è adeguato? Volevo proprio provocarla in questo senso. È adeguato ad aggredire questi mercati? Quando noi abbiamo dei competitor che non sono più i paesi poveri, diciamo così, o a minore ricchezza rispetto all'Italia, ma abbiamo paesi ricchi, quali la Germania, quali la Francia, quali la Svizzera, che stanno facendo una politica turistica di grande aggressione e hanno costi di gestione rispetto alle nostre strutture nettamente inferiori. Costi di gestione, qui andiamo al famoso poi costo del mercato del lavoro che in Italia a qualsiasi livello, parliamo dell'Electrolux, di una fabbrica, di un albergo. Costo dell'energia, costo diciamo della burocrazia che oggi insiste in qualsiasi attività e in particolare in quella alberghiera. Ecco, costo del denaro, cioè quindi abbiamo un insieme di diciamo, fattori negativi che pongono l'Italia in difficoltà rispetto a paesi, non ho citato la Spagna, la Grecia, la Tunisia o la Turchia, ho citato paesi forti che sono, diciamo così, pari a quelli italiani e qui purtroppo noi siamo perdenti.
Avete intrapreso qualche azione, qualche cosa? Perché visto che gli industriali stanno cercando da canto loro, con insuccesso, perché si aspettava questo famoso cuneo fiscale che è stata un po' una delusione per tutti. Adesso abbiamo dei blocchi importanti che sono al centro dell'attenzione perché si è fatto scoppiare il caso Electrolux, ben venga per carità, perché altrimenti restava nascosto, succedeva quel che doveva succedere, eccetera. Ma avete fatto anche voi delle azioni di carattere politico per sensibilizzare sul problema? Perché alla fine se ci mettono fuori dai giochi in un modo o nell'altro, se magari apriamo i mercati stranieri, arrivano multinazionali che prendono e sollevano l'imprenditore del piccolo albergo e lo assorbono, è una perdita mostruosa per il nostro territorio, perché poi le multinazionali abbiamo visto cosa fanno, cioè non è che ci portano ricchezza, ci lasciano a casa con grande tranquillità, certo. Oppure ci dicono 400 euro vuoi lavorare, 800 euro, così oppure statene a casa. Ecco, noi qui purtroppo, dobbiamo dirlo con amarezza, abbiamo una classe politica assolutamente inadeguata a affrontare quelle che sono le problematiche di un mercato globale. E purtroppo, nonostante le nostre rimostranze, nonostante i contatti che come organizzazione abbiamo con il mondo politico nella sua interezza, risposte non vengono. Noi il 18, la prossima settimana, il 18 febbraio, saremo a Roma per fare una grande manifestazione di sensibilizzazione al mondo politico. Troviamo però un mondo politico autoreferenziale, chiuso in se stesso e che non dà risposte. E che non dà risposte, comunque. È tragico. Il mondo turistico, il mondo delle hotellerie è in mano alle grosse catene straniere. Che è quello che in fin dei conti è stato il problema. Le grosse catene straniere poi alla fine hanno le sedi fiscali non in Italia. Abbiamo cercato di sensibilizzare la Regione Veneto nel dire l'occupazione media degli alberghi nella provincia di Venezia, escluse le spiagge che potrebbero abbassare la media, è grosso modo attorno al 50%. Significa che abbiamo gli alberghi sottoutilizzati contro una media europea che è del 92, 93, 94%. Quindi significa... Sono numeri impressionanti comunque. Sono numeri impressionanti. Quindi diciamo, ragioniamo su queste cose. Ha ancora senso creare nuovi alberghi? Ha ancora senso, diciamo così, depauperare il territorio e creare una concorrenza sleale nei confronti di quelli che sono... Ecco, però quando noi poniamo questi problemi non abbiamo interlocutori. E quegli interlocutori che abbiamo ti danno la soddisfazione del momento di dire sì, sì, hai ragione, e poi tutto procede come prima. Quindi il 18 avete organizzato una manifestazione, forse è bene anche farlo sapere, no? Quindi, perché anche sì, per i non addetti ai lavori. Sì, una grande manifestazione nazionale, Confcommercio vi partecipa insieme anche alle altre grandi associazioni di categoria della piccola e media impresa e saremo a Roma, in piazza Santi Apostoli, per far sentire in maniera molto forte e decisa la voce delle imprese, ma soprattutto direi il grido di dolore di un sistema economico che ormai, per dirla con una battuta, è già in zona Cesarini, cioè siamo ormai oltre il tempo massimo e siamo stufi che vi siano questi autogol in un paese che invece ha delle grandissime potenzialità, a cominciare dai giovani, a cominciare dai settori produttivi manifatturieri e del terziario, e il turismo, l'ospitalità è uno di questi, e soprattutto anche, lo vediamo in questi giorni, un paese che sta dimenticando che il suo vero patrimonio è il territorio. Eccola, infatti detto questo abbiamo avuto i dati di Confcommercio Nazionale che fanno capire l'economia che vive grazie a questo territorio. Assolutamente, lo dicevo, ci sono anche dati di Confcommercio Nazionale che parlano chiaro relativamente all'impoverimento delle persone, quindi questo è un altro problema enorme. Allora andiamo in pubblicità, perché poi voglio affrontare anche il percorso della formazione, che so che è estremamente importante e interessa molti di voi, oltre che capire anche le dinamiche interne ed effettivamente le rimostranze che vengono fatte, perché poi alcuni telespettatori dicono sì, ma intanto le associazioni stanno nel silenzio. No, magari non urlano a voce alta che stanno facendo qualcosa, ma qualcosa stanno facendo effettivamente. Questo è molto molto importante. Bisogna vedere se dall'altra parte c'è un'idonea risposta o sentono quello che viene detto, perché poi anche questo è un altro, o vogliono sentire. Pubblicità, poi torniamo insieme.